buona giornata, una buona domenica a tutti e a tutte voi. C'è la variante Omicron che sta preoccupando, nonostante le rassicurazioni che arrivano dagli stessi virologi e immunologi che dicono sì, è vero, ha più rapidità di contagio, però ha effetti molto meno forti, molto meno pesanti sulle persone. Guardiamo, prima di parlare della situazione che ha interessato il quarantenne vicentino, il primo caso veneto, appunto, il primo caso di persona affetta da variante Omicron. Vediamo le variazioni che ci sono state nelle ultime 24 ore, con 2.219 nuovi contagi, nuovi casi positivi, un totale da inizio pandemia pari a 530.582 casi Covid positivi. 3 le vittime delle ultime 24 ore, che portano a 12.003 il numero dei decessi dall'inizio della pandemia. Stiamo parlando del febbraio 2020. Questo è quanto appunto è stato divulgato da Azienda Zero, il bollettino di Azienda Zero. I posti letto occupati da malati Covid è di 24 nuovi casi in area non critica, mentre un nuovo caso in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni delle ultime 24 ore, salgono le prime dosi di vaccino anti-Covid in Veneto. Ieri sono state 3.741 le inoculazioni che sono state fatte, prime dosi appunto nella nostra regione, 41.954 le dosi complessive di vaccino somministrate. I cittadini veneti che hanno già ricevuto la terza dose sono 663.292, ovvero il 13,7% della popolazione residente. Si diceva c'è parecchia preoccupazione per la variante Omicron. Si cerca più che altro adesso di capire se siano stati contagiati i 2 familiari del quarantenne vicentino risultati positivi al coronavirus. È intervenuta anche l'assessora regionale Manuela Lanzarin. Vediamo. Non abbiamo ancora notizie sui familiari, stiamo sequenziando i 2 riscontri positivi, quindi la moglie e uno dei 2 figli, le 2 figlie che sono risultate positive presso l'istituto profilattico, ma non abbiamo ancora il responso. Chiaramente sono tutti in isolamento e sono anche scattate da parte dell'USL di Vicenza Berica delle misure da attuare. Il quarantenne vicentino, primo positivo alla variante Omicron in Veneto, fa parte delle 16 persone rientrate dal Sudafrica, i nominativi delle quali erano stati segnalati alla Regione Veneto dal Ministero. Tutti sono in isolamento. Sottoposto ad un primo tampone, il quarantenne era risultato negativo. Al sopraggiungere di alcuni sintomi ha eseguito un secondo test, risultato positivo. Il sequenziamento ha evidenziato la temuta variante sudafricana. La situazione, diciamo, che sembra oggi sotto controllo e sono scattate le misure per quanto riguarda la scuola, dove sono le figlie e quant'altro. Intanto oggi in Veneto si registrano altri 2.560 positivi e 8 vittime, oltre ad un incremento dei ricoveri, 1 in terapia intensiva e ben 22 in area medica, che fanno avvicinare sempre più la zona gialla. È chiaro che se noi continuiamo a salire ogni giorno di 10, 15, 20 ricoveri, arriviamo prestissimo alla soglia del 15%, quindi è quasi inevitabile ormai l'area gialla per noi. All'avvicinarsi dell'entrata in vigore del Super Green Pass procede la corsa all'immunizzazione, con 45.000 vaccinazioni nelle ultime 24 ore. Le prime dosi sono aumentate oltre il 50% e questo è un dato sicuramente positivo, e molte terze dosi, quasi 40.000 sono le terze dosi, che sappiamo sono fondamentali, importanti oggi per metterci in protezione. Ma a preoccupare l'assessora regionale alla sanità in questo momento di forte ripresa dei contagi è la stanchezza del personale, sotto pressione ormai da 21 mesi. Una situazione di carenza forte, molto accentuata di tutto il personale medico del comparto. Questa chiaramente fa assumere ritmi molto intensi. So che molte USL hanno sospeso anche le ferie, i congedi e quant'altro, e quindi questo mi preoccupa più di molte altre. L'altra preoccupazione è quella che se continua così saremmo costretti a interrompere attività e quindi poi accumulare dei ritardi. Proprio su questa questione, ieri c'è stata una protesta nella Bassa Padovana da parte di 44 sindaci contrari alla possibile riconversione dell'ospedale di Schiavonia a Covid Hospital, visto proprio il numero di casi di ricoveri di persone Covid positive.
Siamo riusciti questa volta a metterci tutti insieme, a fare massa critica e ad essere qui questa mattina non tanto per protestare, ma perché si accendano le luci e rimangano accese le luci su questo ospedale. Le porte di questo ospedale non devono chiudersi ai pazienti per dedicarsi ai malati Covid. È forte la richiesta che arriva dai 44 sindaci della Bassa Padovana schierati davanti all'ospedale di Schiavonia, il primo a veder morire un paziente della terribile malattia il 21 febbraio 2020. Non è una mancanza di solidarietà, ma circa l'80% dei malati Covid della provincia di Padova è in questo ospedale. Bisogna riequilibrare le cose perché in gioco c'è la salvaguardia e il futuro di questo ospedale. Tutti i medici, i migliori operatori se ne stanno andando per una mancanza di prospettiva. No Covid Hospital a Schiavonia, abbiamo pagato un prezzo altissimo, i cittadini della Bassa Padovana non sono cittadini di serie B. Vorremmo che il peso che dovremmo portare eventualmente quest'inverno fosse ripartito in ugual misura su tutta l'unità sanitaria locale. Se gli altri sindaci sono preoccupati, noi in Montagnana siamo ulteriormente preoccupati perché Montagnana è il punto più distante da Schiavonia. Perché la nostra USL non ha programmato nei vari ospedali tipo Piove di Sacco, Cittadelle a Campo San Piero, di fare dei piccoli reparti Covid in modo che ogni piccola queste cittadine avesse la possibilità di ricoverare all'interno dei propri nosocomi i loro pazienti. I posti di terapia intensiva vengano distribuiti in maniera equa, cosa che non è prevista nel piano di sanità regionale, fra tutti gli ospedali della provincia. E questo perché? Perché dalla chiusura della terapia intensiva a ruota chiuderà anche la chirurgia e a ruota pronto soccorso. Si poteva fare qualcos'altro, quest'estate l'abbiamo detto in tempi non sospetti. Intensifichiamo le terapie intensive anche negli altri ospedali in maniera che Schiavonia non debba richiudere. Un peso da ripartire, insomma, con possibili aperture anche alle ULSS di frontiera per accedere a prestazioni nelle vicine ULSS di Rovigo, Vicenza o Verona. Stiamo pagando la scelta fatta tanti anni fa di chiudere ben 3 ospedali, Conselve, Montagnana e Este, per fare Schiavonia. Abbiamo un bellissimo ospedale d'eccellenza, tecnologicamente avanzato, ma stiamo perdendo i medici e quindi stiamo perdendo l'attrattiva. E l'attrattiva persa all'interno del territorio significa azzerare una strategia che abbiamo condiviso, mettendoci tutto il nostro sangue e chiudendo 5 ospedali del nostro territorio. Abbiamo sentito questa richiesta corale che è stata avanzata in maniera così forte e unitaria da 44 amministratori, 44 sindaci che si sono ritrovati ed è davvero questa è la cosa eccezionale, soprattutto per lanciare a gran voce un messaggio alla Regione. Messaggio che è stato lanciato e a cui ha risposto il governatore del Veneto Luca Zaia. Sentiamo che ha detto. Schiavonia, i sindaci sono preoccupati che torni ad essere un Covid hospital? Ma la preoccupazione posso capire, che si arrivi a manifestare, a dire che sembra quasi che siano scelte così fatte dalla Regione tanto per rompere le scatole del territorio. No, abbiamo visto, ricordo che ho visto manifestazioni anche quando io facevo la zona rossa, sembrava che fosse inutile anche svuotare l'ospedale di Schiavonia. Purtroppo se si va in emergenza piena, pesante, bisognerà ricominciare a pensare al Covid Hospital, cioè gli ospedali dedicati solo al Covid, e non sarà solo Schiavonia, ne saranno molti altri. Ecco, questo è appunto il traguardo a cui nessuno vorrebbe tornare, vorrebbe arrivare nuovamente. Noi ci fermiamo per qualche minuto. Continuiamo a parlare delle problematiche che riguardano soprattutto i nostri ospedali, a cominciare dalla carenza ormai cronica di personale medico e infermieristico. In questo momento specifico ci si mette pure il discorso legato a medici e infermieri che hanno deciso di non vaccinarsi, quindi vengono sospesi dall'attività, riducendo ancora di più il numero di personale all'interno dei vari nosocomi. E vi abbiamo raccontato adesso la storia, vi raccontiamo adesso la storia di un infermiere nello specifico che era un Novax, era stato sospeso, quindi un mese senza stipendio, ha deciso di sottoporsi alla prima dose
di vaccinazione, però ha creato anche un po' di scombugli all'interno proprio dell'ospedale stesso. Ma allora andiamo a vedere. Lei è un operatore sanitario che semplicemente per legge è stato sospeso. Non entro in merito sulla giustizia della legge, sono un operatore, non sono un giurista. Ritengo però personalmente che sia una cosa scorretta lasciare a casa una persona senza stipendio per un mese, cioè tutti prendono un minimo di sostentamento. Il fatto di proprio togliere tutto io lo vedo come un ricatto. Non potendo più vivere e mantenere la propria famiglia senza lo stipendio, sospeso perché non vaccinato in quanto operatore sanitario, ha deciso di recarsi al Palexpo di Marghera per effettuare la prima dose. Ma l'ha fatto inscenando una protesta che ricorda il finale del film musical Hair. Ho scelto il tema finale del film Hair, dove praticamente c'è il soldato che si scambia con Lippi si taglia i capelli per fare il cambio delle persone, poi alla fine Lippi va a morire. The age of Aquarius, the age of Aquarius, the age of Aquarius. Ha deciso di indossare le manette e rasarsi a zero i capelli. Sono la cosa più importante, sono da anni, ormai 30 anni che ce li ho e praticamente ho deciso in questa occasione, non potevo rinunciare ai soldi per la mia famiglia, ho rinunciato ai capelli, in segno di protesta. però viene a vaccinarsi. Sì, adesso mi vado a vaccinare, punto e basta. Però ritengo che sia una cosa scorretta. C'è il reddito di cittadinanza, c'è la pensione minima, le pensioni di validità, c'è tutto. Il fatto che a qualcuno, a qualche categoria sia stato tolto completamente lo stipendio senza neanche essere licenziati, quindi senza la possibilità di avere la disoccupazione o qualcosa, lo trovo veramente scorretto. Anche la figlia 19enne ha deciso di accompagnare il papà in questa forma di protesta. Sono venuta qua per mio papà e lui è contrario, io sono vaccinata e non la penso totalmente come lui, credo nel vaccino, però credo che non sia giusto e che tolgano il lavoro alle persone. Dopo essersi rasato e ammanettato, Simone è andato a vaccinarsi. L'Ulstre ha comunicato che tutto si è svolto regolarmente, ringraziando per la paziente e puntuale gestione del caso gli operatori in servizio al Palexpo. E intanto domani scatta il Super Green Pass ed è corsa ai tamponi soprattutto nelle farmacie. Certo che noi siamo sotto pressione, le telefonate sono sempre di più. Il tempo che abbiamo a disposizione, anche perché dobbiamo gestire la clientela normale, è limitato e quindi chiaramente è una fatica che ci stiamo sobbarcando, ma ovviamente volentieri consci di fare la nostra parte. La stretta dell'ULSS sui tamponi effettuati ai fini dell'ottenimento del semplice Green Pass, in modo da consentire alla sanità pubblica di concentrarsi su sintomatici e contact tracing, si vede nelle code in farmacia. Il principio, e non potrebbe essere altrimenti, è quello dei vasi comunicanti, con tanti farmacisti chiamati sempre di più ai salti mortali. So che alcuni colleghi amorevolmente e veramente in maniera molto deontologica riescono a garantire magari delle prestazioni fuori orario, soprattutto al mattino, per agevolare chi deve andare al lavoro, soprattutto nei paesi dove non c'è possibilità di muoversi facilmente, di fare chilometri per trovare farmacie. Certo, con l'introduzione delle nuove regole da lunedì la situazione rischia di strabordare. Tamponi serviranno per soggiornare in albergo, ma soprattutto per salire sui mezzi pubblici. Il problema riguarda migliaia di teenager nella sola Marca Trevigiana e i farmacisti lo sanno bene. Io prevedo che aumenteranno, già ne facciamo tanti sinceramente, ne vediamo diversi. Sì, io credo di sì. Adesso in questo momento noi lo vedremo strada facendo. Strada facendo però sta emergendo un'altra tendenza, è l'effetto del Green Pass rafforzato. Mi sembra di vedere, questo mi fa molto piacere, che alcuni pazienti che erano indecisi si stiano convincendo nell'andare verso la vaccinazione. E siamo alla cronaca. È stato colto da un malore mentre si trovava alla guida della sua auto, è morto praticamente prima di andarsi a scontrare contro l'auto che lo stava precedendo. A perdere la vita Alfonso Crollo, un 83enne originario di Lugo di Vicenza, residente a Zugliano. L'incidente stradale è avvenuto lungo la statale 47 che collega Bassano a Rosà, all'altezza della rotatoria.
che porta alla provinciale la nuova Gasparona. Disagi pesantissimi al traffico, la strada è stata completamente bloccata per diverso tempo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Vicenza per tutti i rilievi. Quando i sanitari del SUEM 118 sono arrivati, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pensionato che, dicevamo, proprio mentre era alla guida della sua auto è stato colto da malore ed è morto. Poco prima di, vedete le immagini, anche scontrarsi contro l'auto che lo stava precedendo, quindi ha tamponato la macchina. Fortunatamente, visto anche che la strada era particolarmente trafficata, tutti i veicoli stavano procedendo non ad alta velocità, di conseguenza non ci sono stati feriti, non ci sono state conseguenze per altre persone. Dicevamo, sul posto per i rilievi la polizia stradale, traffico in tilt per diverso tempo. E noi proseguiamo, continuiamo a occuparci della stretta dettata dal Super Green Pass che entrerà in vigore da domani, quindi lunedì 6 dicembre e soprattutto sarà interessato tutto il ramo che riguarda la ristorazione. Ad ora, in questo momento, l'app nei vari store di Apple, di Google, non è presente con l'aggiornamento per il Super Green Pass. Come al solito siamo qui sabato e domenica a farci 1000 domande e avere nessuna risposta. Il copione si ripete ed è ormai la solita corsa contro il tempo. Mancano poche ore all'entrata in vigore delle nuove regole del Green Pass, ma non c'è ancora l'app, o meglio l'aggiornamento dell'app che consente ai titolari di bar e ristoranti di verificare il possesso della certificazione verde rafforzata. Lascia passare per un Natale comunque di lavoro è diverso da quello del 2020, una certezza mista a speranza. Se ci mettiamo a ricordare come era la situazione un anno fa, ovviamente meglio il Super Green Pass che una super chiusura. Risolto il nodo dell'aggiornamento dell'app, restano altre questioni che accanto al capitolo controlli saranno oggetto di uno specifico tavolo in prefettura con le categorie economiche nella prima parte della settimana, prefettura già bersagliata di domande tutte operative. Però abbiamo chiesto appunto nelle 3 fasce diverse come si doveva comportare l'utente senza il Super Green Pass, se poteva stare al banco, se poteva stare sui tavoli fuori o se poteva anche solamente accedere al bagno. Una risposta l'abbiamo aspettata per tutta la settimana, venerdì e giovedì ci siamo confrontati di nuovo con la prefettura, ma anche loro stanno ancora attendendo qualche spiegazione dal Ministero dell'Interno, quindi ad oggi neanche le prefetture sanno come ci dovremo muovere lunedì, figurati noi operatori. Nonostante il Super Green Pass, che di per sé scongiura limitazioni ai tavoli, tanti sono gli eventi già saltati. Molte aziende preferiscono votarsi alla cautela. Ci sono state delle visite importanti che hanno raggiunto anche il 30%, anche picchi del 40% delle prenotazioni già ricevute e confermate, però adesso c'è una fase di assestamento, cioè quello che è stato cancellato è andato e invece quello che è rimasto rimarrà. E rimangono dunque le cene familiari e i gruppi più ristretti, tavolate da 4, 6, 8, quanto ai clienti. Per chi è vaccinato cambia poco, anzi si tratta di un elemento di sicurezza in più. Non solo per i ristoranti, per tutte quelle attività che praticamente hanno necessità, hanno bisogno di continuare a stare aperti. In realtà noi siamo vaccinati, quindi non abbiamo alcun tipo di problema e a noi non cambia niente, quindi penso che l'importante sia comunque sostenere la medicina e la scienza e vaccinarsi. Credo sia importante vaccinarsi, anche perché è 2 anni che stiamo vivendo in questa situazione precaria. Io ho già la terza dose fatta, la mascherina come vede mi pare che Treviso non sia obbligatoria, ce l'ho già addosso, quindi insomma la risposta viene spontanea. E a sperare che non si verifichi e non si ripeta la situazione dello scorso anno sono anche i commercianti ambulanti. Mascherine e Green Pass sono misure che possono salvare anche un po' il Natale per voi commercianti, o invece tendono a intimorire un po' la gente? No, la gente ha un po' di paura sicuramente, perché la paura c'è, però sicuramente è un sistema per essere protetti tutti quanti. Non voglio pensare all'anno scorso, no, per carità, tutte le misure possibili per poter lavorare, che tutti, perché se lavoriamo noi di conseguenza, sai, il giro c'è per i bar, per i negozi anche stessi, no? Sperando che appunto non ci siano ancora altre chiusure come l'anno scorso,
cerchiamo di rispettare le regole e di continuare a lavorare. Per essere più sicuri sì, anche vedo la gente che comunque è contenta di questo, cioè è più sicura di questo, non è che critica o guarda come siamo messi o quant'altro, li vedo contenti di questo, la gente ha anche bisogno un po' di muoversi via, comunque da giorni qua che si è alzato un po' il livello vedi già una diminuzione di persone. È assolutamente necessario. Quindi insomma sperate che queste misure possano rendervi un Natale un po' più sereno rispetto all'anno scorso? Allora sereno no, perché lei si guardi intorno, è come fosse gennaio, disinteresse totale. Voi come vedete queste nuove imposizioni che però insomma servono, si spera, per contenere i contagi? Sinceramente non le trovo neanche male, onestamente. Può andare bene se la gente sta alle regole. Purtroppo non ci sono alternative, o lo salviamo in questa maniera o se no chiudiamo. Le cose sono due. Bisogna in qualche modo evitare il Natale dell'anno scorso. Sicuramente, io spero di evitarlo perché altrimenti sono veramente guai, no? Per tutti. Questo Super Green Pass e le mascherine sono utili per potervi far lavorare? Stanno cercando in tutti i modi di farci lavorare, cercando di contenere questo virus che sembra non darci tregua. Quindi lei è favorevole a queste misure? Io sono favorevole a tutti i metodi che ci possono permettere di lavorare in tranquillità, dando alle persone la sicurezza di uscire e di godersi anche loro il Natale con serenità. È ben comprensibile la paura che hanno proprio commercianti, ristoratori, quant'altro, insomma chi ha un'attività, chi deve lavorare, di ritrovarsi come appunto era accaduto lo scorso anno. Ricorderete benissimo le città chiuse, l'impossibilità proprio di poter svolgere il proprio lavoro. Noi ci fermiamo per qualche minuto. Focus TG, siamo nuovamente in diretta. Abbiamo detto proprio in apertura del nostro notiziario, abbiamo parlato delle terze dosi, un numero decisamente elevato di persone che hanno prenotato per appunto farsi la terza dose o che l'hanno già fatta. Adesso si parla della possibilità di una quarta dose. Allora abbiamo chiesto proprio alla gente che ne pensa. Aspettiamo di vedere con la terza, speriamo di no, se no le faremo tutte. Se c'è questi virologhi che studiano in continuazione dobbiamo crederci, perché se no allora cosa servono? È veramente una cosa un po' esagerata, io penso così, perché la terza dose dovrebbe essere più che sufficiente. Allora a questo punto mi viene a pensare qualcos'altro che non posso dire. La terza dose io l'ho già fatta. Però le dirò che mia sorella con la terza dose aveva perso sensibilità alle gambe? Sì. Lei invece? No, ho fatto niente. Io penso bene, ho già fatto la terza dose, tanto io che mio marito l'1 di dicembre e se c'è bisogno di fare la quarta lo facciamo l'anno prossimo. Sono prenotata per la terza dose a giorni, quindi alla quarta ancora non non ho avuto proprio modo di pensarci. Devo fare la terza. Quindi anche se arrivasse una quarta dose... Facciamo che la quarta, sì. Attacco hacker ai vari terminali dell'ULSS 6 e Ugania è una vera e propria corsa contro il tempo. Punti prelievi chiusi con disagi tuttora presenti nei laboratori di analisi, nei CUP, nei centri prenotazione, nei pronto soccorso, nelle radiologie. Continuano a funzionare a pieno regime i centri vaccinali che operano su piattaforma regionale, così come i punti tampone. Difficoltà persistono per le farmacie e la medicina sul territorio. È il ritorno alla totale normalità di questi servizi che i tecnici dell'ULSS 6 stanno dando la priorità in quella che sta diventando una vera e propria corsa contro il tempo,
per battere l'attacco hacker scatenato nella notte di venerdì contro i server dell'ULSS Euganea. Sono 60 gli operatori al lavoro in queste ore, dipendenti diretti dell'ULSS e collaboratori esterni. Nella notte i tecnici hanno attivato una nuova struttura server, isolata anche se parallela alla precedente, da dove si stanno facendo ripartire tutti gli applicativi. Un lavoro che toccherà man mano tutti i presidi, ospedali e distretti dove, operata la bonifica delle macchine, si certificheranno quelle pulite che possono riprendere la normale attività. 2 gli attacchi registrati nella notte di venerdì da parte di un ransomware CryptoLocker, a seguito dei quali è arrivata all'ULSS 6 Euganea una richiesta di riscatto che non è stata presa in considerazione. Sull'attacco sta indagando la polizia postale. Adesso ci occupiamo di una situazione pesante e delicata che sta riguardando i lavoratori dei centri di riabilitazione. I lavoratori dei centri di riabilitazione del Veneto sono in mobilitazione. Una loro rappresentanza ha dato luogo ad un presidio in Campo San Tomà a Venezia, a pochi passi dalla sede della Giunta regionale. Una loro delegazione è stata ricevuta dalla Presidente della Quinta Commissione Sonia Brescacin e da alcuni consiglieri regionali. Siamo qui in protesta perché i gestori di questi centri di riabilitazione ci stanno annunciando che cambieranno i contratti ai lavoratori, andando verso contratti più poveri, perché la Regione non sta adeguando le tariffe di questi centri. Quindi noi chiediamo che la Regione presti attenzione, che i gestori non cambino i contratti ai lavoratori, che si faccia una seria riflessione su quale contratto nazionale di lavoro va applicato in tutti i centri riabilitativi. Nei 20 centri di riabilitazione del Veneto sono applicate 5 tipologie diverse di contratto collettivo nazionale che portano a differenze salariali anche di 500 euro al mese per la stessa mansione. L'impoverimento dei contratti rappresenterebbe per molti un'autentica stangata. I lavoratori dei centri di riabilitazione di tutto il Veneto sono circa 1 migliaio. Ne abbiamo oltre 400 che hanno già subito questa sorte dal 1° gennaio di quest'anno, cioè i dipendenti dell'Associazione della Nostra Famiglia. E questi hanno già avuto il cambio di contratto. Poi abbiamo il centro Don Calabria di Verona che ci ha annunciato anche questo, che è in procinto di cambiare il contratto se le tariffe che arriveranno non saranno sufficienti a coprire i costi. Quanto hanno perso al mese questi lavoratori? Parliamo di 300-400 euro al mese. E restiamo a Venezia, dove ci sono almeno 5.000 persone che sono ancora in attesa di una casa popolare. Circa 2.200 richieste per un alloggio di edilizia residenziale pubblica attendono risposta in Comune di Venezia. Considerando che i richiedenti non siano tutti single, si può stimare in almeno 5.000 il numero di persone che tra Laguna e Terraferma attende una casa avendone diritto. In pratica, nel Comune di Venezia vive un paese formato da famiglie in difficoltà abitativa e spesso al limite dell'indigenza. Circa 200 famiglie che sono senza casa da almeno un anno. Abbiamo più di 300 famiglie che sono povere, ma nel vero senso della parola, nel senso che hanno un ISEE ERPA, meno di 6.000 euro. Abbiamo circa 170, mi pare, famiglie che hanno situazioni di degrado abitativo molto forte, vivono in coabitazione forzata, in alloggi antigenici, sovraffollati. OCIO, Osservatorio Civico Indipendente sulla Casa, è formato da volontari che grazie alla loro attività riescono a fornire un quadro esaustivo della residenzialità in Comune di Venezia, anche per ciò che riguarda gli appartamenti pubblici vuoti. Tra Ater, soprattutto Ater e Comune, sono circa 1.600 le case vuote in attesa di restauro, con 2.200 famiglie in attesa di abitazione. Chi ha un reddito compreso tra 8.000 e 15.000, diciamo che non è che ve la passate proprio bene, 2 passi avanti. A Santa Margherita, OCIO ha organizzato una sorta di gioco pratico, simulando varie situazioni economiche e familiari per far capire il meccanismo d'accesso ad uno dei 67 alloggi messi a disposizione in social housing, in 4 differenti bandi divisi tra Venezia, Giudecca, Murano e Burano. In Giudecca abbiamo 89 domande e 34 alloggi da assegnare, quindi vuol dire che un richiedente su 4 avrà la casa. Centro storico abbiamo 147 domande e 16 alloggi, e quindi vuol dire che qui uno su 10 avrà la casa.
E adesso in questo ponte dell'Immacolata fortunatamente riparte la stagione sciistica dopo il periodaccio che hanno attraversato tutti i vari gestori di impianti, soprattutto di risalita, ma anche le varie baite che sono sulle nostre montagne. Sulla questione è intervenuto proprio l'assessore Canero. Il D-Day della montagna è arrivato dopo 22 mesi di chiusura. Oggi ha aperto la maggior parte degli impianti di risalita. La neve naturale c'è, il freddo pure, giusto in tempo per la prima sciata di una stagione sulla quale pesa l'incubo dell'andamento della pandemia. Nel comprensorio Dolomiti Superski 300 impianti aperti su 450. Primo test di verifica delle nuove regole e dei nuovi sistemi di controllo. Distanziamento di 1 metro mentre si è in coda all'impianto, mascherina chirurgica obbligatoria e per gli impianti chiusi, cabinovie, funivie, seggiovie coperte, obbligo di Green Pass basico per tutti gli over 12. La verifica verrà effettuata con una nuova app. Un'applicazione che permette di matchare il Green Pass allo Ski Pass, con una novità. Lo Ski Pass è diventato nominativo, quindi funge da carta d'identità e attraverso l'abilitazione giornaliera che noi richiederemo al cliente, noi verifichiamo non solo la validità del Green Pass, ma anche la corrispondenza di nome, cognome e data di nascita presenti sullo Ski Pass con quelli presenti sul Green Pass. Quindi è un vero e proprio controllo fisico, però tramutato in questo caso in fase digitale grazie a questo servizio. Queste le regole per i territori in zona bianca e gialla. Per le eventuali zone arancioni o rosse, il protocollo prevede che qualora venga concessa l'apertura degli impianti verranno concordate delle misure restrittive attraverso un confronto con le regioni e le categorie. Ma il ponte dell'Immacolata, per quanto nell'incertezza dell'andamento dei contagi, rappresenta un primo test non solo per la montagna. Al momento, ad oggi, le persone si stanno muovendo con le precauzioni del caso, ma si stanno muovendo non soltanto in montagna, ma anche nelle altre aree turistiche. Per quanto riguarda le città d'arte, il ponte dell'Immacolata è sicuramente un momento sensibile perché sono previste parecchie persone che si muoveranno. Certo, se i contagi continuano ad aumentare, per fine mese ovviamente qualche disdetta arriverà. Per il momento però non è ancora così. E vediamo come si sta preparando l'altopiano a questa tanto attesa ripartenza. La neve c'è, come potete vedere, il freddo c'è, come possiamo sentire, e tutto è pronto per la stagione sciistica anche nell'altopiano dei 7 comuni. Qui alle Melette la situazione è perfetta per l'inizio di un'annata, di una stagione che deve segnare la ripresa di tutto l'altopiano. Noi ci stiamo attrezzando, ci stiamo preparando già per l'8 di dicembre per una apertura in grande stile, con la speranza appunto che questo sport che si fa all'aperto, e lo diciamo ancora una volta, all'aperto senza alcun rischio, veda una propria luce e non ancora una volta una chiusura totale. I turisti si sono fatti vivi assieme ai primi fiocchi e le aspettative per i prossimi giorni sono davvero importanti in altopiano. L'affluenza che ci aspettiamo sicuramente è importante perché l'abbiamo già vista in questi ultimi weekend sull'altopiano. Con la neve poi che è arrivata, che si è fatta vedere, questa Dama Bianca ha sicuramente attirato ancora una volta molti turisti, soprattutto vicentini e veneti. Quindi ci aspettiamo veramente un afflusso importante, un afflusso che però, ripeto, deve avere la consapevolezza e la responsabilità di rispettare le norme anti-Covid, di indossare la mascherina per poter far sì che poi possiamo godere dell'inverno a Gaglio, sull'altopiano, e quindi poter gioire e ritornare a vivere un po' più normalmente. Resta il timore che tutto ciò possa sciogliersi come neve al sole di fronte a un improvviso inasprimento delle norme per contenere l'emergenza. Non rivedere le sorprese dell'anno scorso e di rivivere le sorprese in senso negativo chiaramente dell'anno scorso, dove purtroppo i nostri impianti di risalita e lo sci da fondo e lo sci alpino in qualche modo sono stati privati a tutti i nostri turisti e non solo a loro ma anche ai nostri concittadini. Altopiano, insomma, che si sta preparando a questa tanto attesa ripartenza. Anche le montagne del Bellunese sono innevate. Vediamo com'è la situazione nell'area di Alleghe. Veramente bella neve, giornata tenuto su. Soddisfatto?
più che soddisfatto per la prima sciata. L'aspettavo da tanto, l'anno scorso è stato molto interessante, insomma non credo che ci sarà un altro anno così, speriamo, e quest'anno poca gente per ora, ma si torna. Sì, finalmente dopo la chiusura era giunto il momento di tornare sulle piste. Soddisfatta? Sì, certo, adesso inizia la vacanza proprio. Ci provo a tornare a sciare, un po' di fatica, un po' di... ma è contento perché tante cose agli ski pass, però si va insomma, con un po' di ottimismo si ricomincia. Parcheggi affollati ad Alleghe per la prima giornata sugli sci. Dopo un anno trascorso con gli impianti di risalita chiusi a causa del Covid, c'è quasi un senso di liberazione nel poter tornare a indossare gli scarponi e a inforcare gli sci. La sensazione palpabile è quella di un'economia che torna a muoversi, con forza, con fiducia, con speranza. È una bella giornata, è andato veramente bene. Soddisfatto? Sì, pienamente. Ho avuto un po' un impasse questa mattina per associare il Green Pass al biglietto, però poi risolto il problema, è andato tutto bene. Bello, non è male, la neve era bellina, non c'era tanta gente, pensavo tanto di più, però no, è stato bello. La neve è bella, non tutte le piste sono aperte, però è accettabile. Com'è andata? Bene, dai, le piste sono buone, soprattutto dalla parte qua di Alleghe e di Selva. Le hanno tirate come un biliardo, ottimo, sono contento. Insomma, si riparte, si ricomincia davvero anche per gli amanti dello sci. Noi ci fermiamo per qualche istante, c'è una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo. Siamo nuovamente in diretta, adesso ci occupiamo di un settore che sta soffrendo una particolare crisi, è il settore appunto oleario, un calo nettissimo rispetto allo scorso anno per quanto concerne la produzione di olio. Produzione olearia drasticamente ridotta, una falciata che ha tagliato via quasi il 90% rispetto all'anno scorso e per il comparto di Pove del Grappa e della Pedemontana si tratta di un record negativo. Si è passati dalle 11.000 tonnellate di olive a poco più di 1.000. Le cause sono molteplici. Prima di tutto l'anno scorso era stata un'ottima annata, quindi la pianta si era spesa. Poi è una pianta che dura molto nel tempo, negli anni, ma si adatta molto difficilmente agli sbalzi di clima e l'anno scorso c'è stato un notevole freddo in primavera nel momento della fioritura, del risveglio della pianta. Non abbiamo prodotto a sufficienza per soddisfare le richieste, anzi non ce n'è proprio se non la campagna dell'anno scorso, che è comunque un ottimo olio. Un allarme che rischia di mettere in difficoltà l'economia della zona, legata alla produzione, consumo e vendita dell'olio. Ripercussioni per quello che riguarda il settore della ristorazione, cosa prevedete? Quali sono le difficoltà che affrontano proprio i ristoratori della zona? Allora, i produttori hanno saputo conservare un po' di quello dell'anno scorso che, essendo ottimo, dura fino a 2 anni. Poi diciamo che devono purtroppo approvvigionarsi altrove perché in molte regioni quest'anno l'annata è stata ottima. Quindi però per noi è brutto perché i giovani vari che si appassionano, e qui vedete i contenitori del DOP, del bio, non riescono a fornire ai loro clienti il prodotto e quindi c'è sempre il timore che qualcuno poi scopra altri mercati. Tuttavia, al netto delle difficoltà, si sta già lavorando al futuro, con la speranza di un aiuto da parte del meteo. Si spera che comunque non ci siano proprio questi sbalzi climatici che caratterizzano un po' le primavere degli ultimi anni, che sono quelle che poi influiscono nella produzione. Le piante di per sé crescono, quindi la produzione dovrebbe aumentare e comunque ci sono anche aziende che stanno investendo in questo settore perché sanno quanto è importante la produzione di olio extravergine di qualità. Adesso invece un appello che arriva in regione con una mozione a salvare il lago di Fimone. Restiamo nella provincia di Vicenza.
Il lago di Fumont è sicuramente intanto una risorsa ambientale preziosissima, può diventare anche una fonte di sviluppo turistico. Certo è che non può essere lasciata la sua gestione sulle spalle del comune di Arcugnano, che è del tutto inadeguato. Il consigliere regionale vicentino Stefano Giacomin ha particolarmente a cuore le sorti del lago di Fumont. Preoccupato per il risultato dello studio condotto dall'Università di Parma, che prevede nell'arco dei prossimi 30 anni la trasformazione in palude dell'antico specchio d'acqua, quest'estate ha presentato una mozione che recentemente è stata approvata all'unanimità. Obiettivo: radunare il massimo consenso tra gli enti per avviare un percorso di studio e progettazione per assicurare un futuro al lago così come oggi lo conosciamo. C'è stato un incontro anche con l'assessore Bottaccin e di conseguenza passare dalla competenza della difesa del suolo alla competenza assessorato all'ambiente può cambiare l'accento e di conseguenza l'attenzione sul tema. Altrettanto importante è la questione finanziamenti. Noi sappiamo che la Regione destina un bel gruzzolo alla provincia sulla difesa del suolo, che però molto spesso le emergenze assorbono completamente e per il lago di Fumont rimangono pochi spicci. Ci auguriamo che se passa sotto l'assessorato all'ambiente queste somme si vadano a incrementare anche in prospettiva di nuovi finanziamenti europei proprio sull'ambiente. Resta da chiarire la questione delle competenze attualmente in capo alla provincia per l'ordinaria gestione, ma potrebbe non essere l'unica soluzione in vista di un conferimento di responsabilità più ampio. O troviamo il sistema di radicare questo rapporto con la provincia di Vicenza in maniera continuativa, o pensiamo a un soggetto terzo. Questo è il senso della mozione che manda la palla alla giunta regionale in modo che approfondisca il tema. So che in Regione Veneto ci sono degli esempi gestiti da Veneto Agricoltura direttamente, per esempio l'Oasi di Camello, Bosco Nordio, che hanno avuto dei risultati estremamente positivi, per cui qualora la provincia non si dimostrasse essere organo idoneo a questo, possiamo vedere quali siano altri soggetti idonei a fare questo lavoro. E a proposito di ambiente, rischia grosso l'eco vandalo che tra l'altro è già stato anche individuato, che ha gettato una trentina di sacchi di rifiuti sulle rive del Piave a Pederobba. Sono stati trovati degli indizi nei sacchi appunto abbandonati, scontrini, indirizzi, appunto documenti che ci hanno consentito di arrivare al colpevole. Quindi un ecofurbo poco furbo. Un ecofurbo poco furbo e un ecofurbo in meno in circolazione. Pensava evidentemente di farla franca il cittadino tutt'altro che irreprensibile che poco meno di una settimana fa ha abbandonato sulle rive del Piave a Pederobba 30 sacchi di spazzatura con annesso divano, uno sversamento di rifiuti urbani subito segnalato dai volontari dell'Associazione Caimani del Piave, che ha permesso a Contarina e Comune di avviare le verifiche e risalire al colpevole, un residente di un comune limitrofo che ora rischia molto di più di una multa vista l'entità del conferimento abusivo e il luogo di pregio prescelto. Reprimeremo con forza questo atto con tutte le sanzioni del caso, anche costituendoci, se del caso, appunto parte in un eventuale giudizio. Ma a Pederobba la lotta contro l'immondizia selvaggia ha già prodotto diversi risultati. Il fenomeno dell'abbandono di rifiuti è un fenomeno che colpisce purtroppo tutto il territorio. Noi come amministrazione comunale da 3 anni a questa parte abbiamo introdotto un numero verde rifiuti, abbiamo una decina di segnalazioni a settimana di cittadini che segnalano appunto sversamenti avvenuti, quindi uno strumento fondamentale per combattere questo aberrante fenomeno. E porte aperte invece per quanto concerne le scuole dell'infanzia di Vicenza, un modo per venire incontro ai genitori, aiutarli a scegliere l'istituto migliore in cui mandare i propri bambini. Scuole aperte, tornano gli Open Day negli istituti comunali dell'infanzia di Vicenza. In vista delle iscrizioni all'anno scolastico 2022-2023, per 2 sabati di seguito, quelli dell'11 e del 18 dicembre, vengono spalancate le porte di 17 asili che accolgono bambini dai 3 ai 6 anni. Sarà così possibile vedere gli ambienti e conoscere da vicino i programmi educativi, da 1000 passi al giorno, una passeggiata quotidiana di 1 chilometro, alla coltivazione degli orti, ma la novità assoluta è la pet therapy. La lancio in tutte le scuole materne comunali, le scuole potranno aderire e non ci saranno costi assolutamente per nessuno. Il comune finanzierà questa bellissima esperienza con animali veri, porteremo cani, pony nelle scuole e insegneremo ai bambini il corretto approccio.
Quella della pet therapy è una novità assoluta che viene testata quest'anno e che, se darà buoni frutti, come è facile immaginare, verrà riproposta anche in futuro. Questa e molte altre attività verranno scoperte dai genitori negli Open Day. L'invito dunque è lanciato. Vi aspettiamo sabato 11 e sabato 18 dicembre agli Open Day. Invitiamo i genitori a prenotare le visite guidate ed ammirare comunque ciò che giornalmente le nostre scuole fanno. E andiamo a Possagno, dove la Gipsoteca Canoviana diventa un museo senza barriere. Il nostro è un progetto molto ambizioso, rivolto a quello che è il miglioramento dell'accessibilità museale qui in museo. Per accessibilità intendiamo rivolgerlo sia alle famiglie che alle persone con disabilità, però accessibilità in senso lato, quindi anche un'accessibilità culturale. Questo sottolinea il ruolo del museo non solo come luogo di cultura, luogo volto alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione del nostro patrimonio, ma anche il ruolo sociale che deve avere il museo rivolto appunto alla società. Al via la Gipsoteca Canoviana di Possagno, un progetto mirato all'inclusione. Museo senza barriere ha visto la luce ancora nel 2019 con una raccolta fondi che ha raggiunto la cifra di 13.000 euro, denaro che servirà ad avviare corsi per le guide alla scoperta delle opere del grande artista neoclassico rivolte ai ipovedenti e ciechi, ma anche a sordi, con l'introduzione di figure di esperti del linguaggio dei segni. Ancora aperture straordinarie rivolte a precise cerchie di persone con determinate problematiche, ma anche attenzione alle famiglie pure sotto l'aspetto economico, con agevolazioni a chi si trova in ristrettezze. Insomma, un team che vede lavorare a stretto contatto museo, fondazione, università, architetti, esperti e un territorio per permettere davvero a un'intera comunità di godere della bellezza immortale del patrimonio canoviano. Il Museo Senza Barriere è un'iniziativa davvero speciale per noi, perché senza barriere significa senza barriere architettoniche, senza barriere fisiche, senza barriere culturali, e questo è quello a cui noi tendiamo. Andiamo a Venezia perché si è davvero acceso il Natale. Alle 18:09 di venerdì la tradizione è tornata ad essere il grande protagonista in piazza San Marco a Venezia, acceso alla presenza del sindaco Brugnaro, con l'aggiunta quasi al completo un gigante albero di Natale alto ben 13 metri. Lo scorso anno la moderna installazione di pressi fece il giro del mondo, ma sollevò molte critiche e polemiche tra i veneziani. Stavolta si è tornati alla più classica delle tradizioni. Gli auguri del sindaco. Auguri a tutti i veneziani, e i veneziani sono tutti quelli che amano questa città. Auguri di buon Natale a voi, alle vostre famiglie, auguri a tutti, perché assieme possiamo farcela, possiamo essere anche orgogliosi della nostra città, ma anche assieme possiamo dare un contributo al rilancio del nostro paese. L'inaugurazione dell'albero è stata ospitata dal Caffè Ravenna della piazza. Questa mattina, invece, è stata inaugurata anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio in campo San Polo. A quelle persone generose, in silenzio, che hanno mandato avanti questa città e le altre città d'Italia, un grande grazie e un grande buon Natale. Saremo ancora di fronte a problemi, però un po' alla volta ne usciamo. Dobbiamo uscire uniti, più amici, e visto che siamo in presenza dell'albero di Natale, pensiamo di voler dire buon Natale a tutti, un Natale di rilancio, di carica, e veramente in bocca al lupo a tutti, auguri di cuore. Attenzione per aiutare questa città che è troppo sola e è la più bella del mondo, perché sulle palafitte, qual è un'altra città costruita sulle palafitte? Allora noi dobbiamo... E con questo servizio carico di speranza e ottimismo si chiude il nostro telegiornale. Vi ricordo gli appuntamenti questa sera: 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza. Grazie per averci seguito e una buona domenica pomeriggio. Arrivederci.